Il figlio di una femmina israelite e di un egiziano aliessi framies dai figli di Israele, e il figlio di femmina israelite all'implanta baruffe tal campamento con un israelite. Il figlio di femmina israelite al blestemà il nome dal Signore con tante maledizioni, sicché l'umenarin di Mosè, la mare di quest'uomo aveva non semolit, figlia di Dibri de tribù di Dan. L'umeterin sotvuaite in tant che spietavin di ciapà una decisione secondo la parola dal Signore. E il Signore fevelà a Mosè e gli disse: menne che il blestemador fur dal campamento, duc che lo han sentut che mettin lis mans sul sociaf e tutta la comunità che lo copi a clapadis. Feveliur ai figli Israel e disiur: quel che maludisarà il nome dal Signore al porterà il peso dal suo peccato. Quel che blesteme il nome dal Signore alla diesi copat e tutta la comunità e varrà di clapadalu. Forest una sutetiere sarà blestemat il nome dal Signore al sarà copat. Quel che al cope un omp si varrà di copalu. Quel che al cope un emal al varrà di rifondilu, vite par vite. Se un al ferisce il suo prossimo, si adifai a lui compain che lui ha fatto di che l'altri, roture per roture, voli per voli, din per din. Si adifai le stesse ferite che lui ha fatte a di che l'altri. Quel calcope un nemal alla di rifondilu, ma quel calcope un omp alla di essi copat. O varei su nell'et sole, tant pal forest che pal paisan, perché che io so il Signore, il vostro Dio. Mosè urfevelà i figli di Israele e loro amenarin il blestemador fur dal campamento e lo sclaponarin. Così i figli di Israele a metterin in vore ciò che il Signore gli aveva ordinato a Mosè.